Domenica è stata una giornata importante a Montagnana, da dove è partita l'annuale Marcia della Pace della Diocesi. Nel Duomo della Città Murata si sono radunati anche i sindaci del comprensorio che hanno ascoltato dalla viva voce del vescovo Claudio Cipolla gli auspici e gli obiettivi per questo 2022. Ai nostri microfoni proprio il vescovo, ma anche il sindaco di Montagnana Giampaolo Lovato e lo scrittore Antonio Calò, uno degli organizzatori della giornata. Allora accogliamo in mezzo a noi il nostro vescovo Claudio. Cosa sei venuto a dirci oggi in questa giornata per la pace, anche dopo le parole del Papa? Sono venuto per dire che le nostre chiese, le nostre parrocchie, i nostri cristiani sono tutti operatori di pace e quindi non possiamo che sostenere tutte le iniziative che vogliono richiamare questa attenzione. I problemi che ci sono anche in questo momento, dall'Ucraina all'Afghanistan e via dicendo, meritano un impegno straordinario delle nostre chiese. E qui in mezzo a noi anche il sindaco di Montagnana e vogliamo una parola per questa giornata. Allora intanto ringrazio tutti, mi chiamo Giampaolo Lovato, sono un nuovo sindaco di Montagnana e ho ritenuto fondamentale che riuscisse a farsi questa manifestazione per la pace. Inizialmente avevo qualche dubbio data la presenza del Covid, ma ho voluto anche se in forma ridotta che fosse fatta questa manifestazione, in modo anche per far capire che facendo queste manifestazioni possiamo un po' che la gente riesca a capire di questi movimenti, di questa gente che si sposta da una parte all'altra del mondo, che dalle parti distanti, sia non solo da est ma anche dal sud, che si sposta verso il mondo forse ricco, di trovare un punto di appoggio, un punto di serenità e di permettere a loro di fare una vita un po' migliore. Grazie. Allora uno dei nostri ospiti di oggi sarà Antonio con la sua esperienza. We can do. Si può fare. Cosa vuoi raccontarci, Antonio? Ma niente, raccontare una bellissima storia che ci vede famiglia con già 4 figli, che accoglie 6 profughi e oggi come oggi questa grande famiglia di 12 persone si allargherà ancora di più perché durante questi anni questi ragazzi hanno fatto un cammino di inserimento, oggi sono tutti autonomi, hanno un loro lavoro, hanno la loro casa, hanno la loro appunto autonomia e hanno incominciato a sposarsi o chi addirittura è riuscito e sta cercando di ottenere il ricongiungimento al coniuge. E il risultato di tutto questo è che noi l'anno prossimo, quest'anno diventeremo 3 volte nonni. E cosa vuol dire questo? Ma niente, che se si vuole si può, se non si vuole non si potrà mai. Se c'è una volontà di accoglienza, l'accoglienza attraverso quello che è, bisogna saper accompagnare le persone, è impossibile un'accoglienza senza l'accompagnamento e man mano che tu le accompagni non solo le conosci, ma ci si conosce e loro non sono solo persone che ti riconoscono, nel senso che ti aiutano a livello concreto delle cose, no, di ogni giorno, no, sono persone che ti donano qualcosa, cioè noi siamo diventati un bene che genera altro bene. Se si pensa male si genera male, se si pensa bene e si fa il bene si genera bene. Questo deve essere una cosa fondamentale e noi cristiani a maggior ragione dobbiamo avere il coraggio di dircelo. Tenete conto che questi 6 ragazzi sono tutti musulmani, tutti praticanti e quindi tutta gente che tra virgolette dovrebbe essere vista come un diverso, un nemico. No, il profugo, il migrante non è un nemico, è una persona con cui fare un pezzo di storia e che ti apre gli occhi sul mondo dei poveri, dei diseredati. Non dobbiamo voltare la faccia quando incontriamo un povero, lo dobbiamo abbracciare e dire vieni così come sei, che facciamo un pezzetto di strada insieme.